Silvestre Anna, Ercolanese Ciro, Colella Rosa, Marsala Giovanni, Sciagliani Luigi.
facciamo un applauso a questi piccoli portabandiere.
Un applauso a questi portabandiere che non è facile portare allo stendardo. Una squadra formata da molti portabandieri di Frattamilore, Bravo Ciro!
facciamo un applauso, guardate che scenografia che sta facendo.
l'opera dell'artista Antonio Laurezza, La Persetta. Complimenti Tommy, hai fatto un'apertura straordinaria stamattina qua a Piazzatella, come sempre. Noi facciamo questa tradizione per fede. Questa è la città della Madonna quest'anno, vi aspetto. Iniziamo il mese di maggio. Lori, però prima di dare la poesia ti voglio dire una cosa, ma da fare un minuto di raccoglimento per una persona che l'anno scorso stava in mezzo a voi, che per me era un padre, e il figlio sta qua, Antonio, Peppe. Peppe lo quadro qui, lo sapete bene.
Andiamo, vado da passarmi la forza. Grazie. Madonna dell'Arco, dolce mammina, proteggi ogni bimbo sera e mattina. Con il tuo manto pieno d'amore, scaldi di gioia ogni piccolo cuore. Sotto quell'arco ti vengo a trovare, con una preghiera da raccontare. Ti dono un sorriso, un fiore e la mano, tu mi accompagni piano piano. Quando ho paura o mi sento solo, tu sei la luce nel mio piccolo volo. Madonna dell'Arco, stammi vicino, guidami sempre lungo il cammino, chiamarò, vuoi stare sempre vicino e vi accompagno a tutti quanti. Viva Maria! Un applauso. Un applauso. Grazie a loro. La voce. Sono tornato una donna ancora, portavoce per dentro casa, portavoce sta bella mamma, casulessa ci voglio aiutare. Mentre canta con sentimento, rinde case tutta sta gente, perché in da vita non tiene niente, è una grazia da voi cercare. Chi è di voi? E che sta bella Madonna è là, sore, una volta all'anno, voi ho sentito sto bello nome, sore e Amarone là. Bravo Nicola. Tommaso, ci vediamo domenica prossima. Grazie. Facciamoci una applauso a questi portabambini. Bravi bambini, bravi.
prima di tutto. Rischetta fuori che è una dell'ONU. Grazie.
applauso a questa associazione. Buongiorno Presidente. Sì. Complimenti per la band, ottimo!
Possiamo fare un applauso a questa squadra? Dai! Guardate come sta tutto organizzata. Questa è una squadra che per la prima volta ci viene ad onorare qua a Frattaminore. L'abbiamo voluto fortemente. Dai, un applauso, guarda che spettacolo! C'è pure lui, c'è poi, va. Vai, senza pagare. Io vuole chiudere. Oh madre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce di tuo figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero d'amore, di esserne testimoni in parole e opere, nella vita quotidiana, con tutti coloro che ci fa incontrare. Prima stazione, Gesù è condannato a morte. Gesù viene portato davanti a Ponzio Pilato. È consuetudine liberare un prigioniero in occasione della Pasqua. Pilato fa portare davanti al popolo un altro prigioniero, Barabba, un assassino. Chi è costui che avete condotto a me? E dunque tu sei il re dei Giudei? Tu lo dici. Cosa hai da dire in tua discolpa?
Ecco l'uomo! Vi basta! Vieni! Eccolo! Sei tu il re dei Giudei. Barabba! Come ben sapete abbiamo un prigioniero, un assassino. Eccolo! Eccolo qua! Volete che vi lasci Gesù, re dei Giudei, o Barabba? Barabba! Barabba! Ma che farò allora di lui, chiamato Gesù il Cristo? Crocifiggilo! Crocifiggilo! Ma quest'uomo non ha fatto nulla! Crocifiggilo! Crocifiggilo! Parla, lo vuoi capire che ho il potere di condannarti o lasciarti libero? Parla, lo vuoi capire che non hai colpe? Lo vuoi capire? Parla! Portatemi una bacinella d'acqua! Popolo di Gerusalemme, io sono innocente al sangue di quest'uomo. Pensateci voi. Padre, fatta. I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo già spogliarono e gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti di lui, lo schernivano, sputandogli addosso gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Seconda stazione. Gesù prende la croce sulle spalle. I soldati caricarono sulle spalle di Gesù una pesante croce. Non è solo legno, il peso dei peccati dell'umanità. E parlo per la vostra salvezza. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. La croce è pesante, il corpo di Gesù è già stanco e ferito. Il dolore è forte. Abbandonano. Salvi. Il cammino ha finito. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Maria è lì, in mezzo alla folla. I loro occhi si incontrano. Figlio mio. Ma non piangere. Sto compiendo la volontà del Padre. Io sono con te, figlio mio. Quinta stazione. Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce. I soldati vedono che Gesù non ce la fa più. Formano un uomo di passaggio. Perché io? Non è il mio problema. Il mio peso diventa anche il tuo, ma questo ti cambierà il cuore. Non avrei mai pensato di poterlo fare.
Ma ora sento che questa croce non è solo tua, ma anche mia. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Signore, lascia che io pulisca il tuo volto, pieno di sudore e sangue. Ti porto sempre nel mio cuore, o Cristo. Il tuo gesto d'amore non sarà dimenticato. La tua bellezza risplende anche tra le ferite. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Gesù cade ancora, è sempre più ferito. Padre, ti prego, dammi le forze per andare avanti. Non posso fermarmi ora. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Alcune donne piangendo, vedendo il volto di Gesù. Donne di Gerusalemme, non piangete su voi stesse. E verranno giorni in cui diranno: beate le sterili, e i grembi che non hanno generato, e le mammelle che non hanno allattato. E allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli: copriteci. Perché se trattano con legno verde, che avverrà del legno secco? O Santa Madre e Redentore, anche le piaghe del mio Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Gesù cade ancora, è a un passo dal Calvario, ma non ha più forze. Questa è la mia ultima caduta. Ma mi rialzo ancora. Perché il mio amore per voi è più forte del mio dolore. Decima stazione. Gesù è schernito e spogliato delle vesti. I soldati lo schernivano e gli accostavano per porgergli l'aceto e dicevano: se veramente sei il re dei Giudei, salvate spesso! Altri soldati gli strappavano le vesti. C'era anche una scritta sopra il capo: questi è il re dei Giudei. E avete tolto tutto, ma non potete togliermi perché ho per voi. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato alla croce. I soldati inchiodano Gesù alla croce.
Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Cuore del mio cuore, carne della mia carne, figlio, lasciami morire con te. Il mio dolore è il dolore di tutte le madri che non sanno quando i loro figli senza età se ne andranno. Sull'asfalto rosso, con lenzuolo bianco in faccia, la piccola e bianca scatola di legno, la stringo, perché stringendo te sotto la croce stringo tutte le madri senza voce e sento nella sofferenza ogni dolore atroce. Il mio cuore ora è spento, defunto a mani giunte. Buio il mio vedere, si è spento il mio sapere, cucito il mio parlare, ferito il mio sognare. Figlio mio, tu non sei solo, io sono qui, accanto a te. Madre, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Quanto male ti hanno fatto il mio Signore? Perché vivi questo tutto dolore, questa sofferenza, questo momento? Dio dov'è? Dov'è? Ecco, è appeso a quella croce. Mai dimenticherò questa notte che ha fatto della mia vita una lunga notte. Mai dimenticherò i volti di questa gente che hanno ucciso mio figlio, il mio Dio, la mia anima. Mai dimenticherò questi silenzi che mi hanno tolto il desiderio di vivere. Mai dimenticherò tutto questo, anche se fossi condannata a vivere quanto Dio stesso. Mai. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 12ª stazione. Gesù muore sulla croce. Era verso mezzogiorno quando il sole si fissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ora tutto è compiuto. Detto questo, Gesù china il capo e muore. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio. Veramente era un uomo giusto. 13ª stazione. Gesù è deposto dalla croce. Il corpo di Gesù viene deposto tra le braccia di Maria. Amoroso cerchio, chi darà conforto al mio cuore angustiato? Figlio, occhi giocondi
nascondi? Perché mi rispondi? Perché ti nascondi al petto di chi ti ha allattato? Figlio che non ho mai avuto, figlio, padre e marito, dimmi chi ti ha ferito, chi ti ha spogliato, figlio, bello e biondo, molto giocondo, che cosa hai fatto al mondo? La gente crudelmente ti ha trattato, ma io sento il coltello che mi fu profetizzato. Figlio mio, tu non sei solo, resterò per sempre accanto a te. Sei bello e forte, per figlio e madre la stessa sorte. 14ª stazione. Gesù è sepolcro e deposto nel sepolcro. Giuseppe Arimatea chiede a Pilato di poter seppellire Gesù, lo avvolge in un lenzuolo e lo pone in un sepolcro nuovo. Una grande pietra chiude il sepolcro, sembra tutto finito, ma tra 3 giorni la luce della risurrezione vincerà la morte. Attraverso cuore e che la rossa stringiuta in la vita, questo del bianco cammino stava sapere, l'argento porta chiuso in mano, ma quando la gente ha affacciato il balcone, aspetta che passa 7 volte nei fiori, sole marrone, si sente una voce, ma questo mare sia ancora più bello. La spalla, la ora e la casana, che una creatura ravogliata in tosciallo, accumulata in le braccia la mamma, che l'uoglione che agnette c'era con una mano, e sottovoce ti racconto peccato, a te mamma maronna, madre regina sta terra, purtroppo c'è la chista malata, che è passata Natale. Ma non è la bella una mano con figlia ci ha potessera, per grazie da girato il voto, per amore da girato sto cuore, perché tu sei regina, tu sei più potente nell'umanità. A sto creatura che porta in braccio, le viste in faccia, la luce soffrendo, tu padusce buon onore. Unito con un solo pensiero, da tutte queste lacrime faccia sti figli di può cancellare, siamo a me questa città. Poi ma, l'energia che dà sti pattini, e come si spiega? Sono lunghe queste strade che portano a te, ma dipendono breve. Fino a niente scende oscura la sera, ma per spalle ha portato una croce. E tu qui hai portato lo stesso dolore. Avessi fatto ogni cosa per poterla salvare. Aveva crocifisso, te ne avevi segnata. A ogni posto stava una croce fissata. La terza croce l'hanno vista i careni. Ma guarda, siamo entrati con te. La rimanente a te sta missione. Siamo a chi volevano aiuto. Quanta grazia ti hanno cercato. E tu a sti figli le sempre sentute. Sì Maria, tu sei mamma di grazia.
e era per braccia a sta gente che soffre. Pure chi stanno a cadere, perché io, si fa tutta la squadra mia, sti vuoti devono venirmi a portare. Mamma, sto cantando con tutta la squadra mia, mamma, sta voce che lo figlio che canta ma città, perdonami, si tocca un po' da ciò sbagliato vero, tu pure sei una mamma e un po' capi, mamma, pure una bandiera chiara mentre si avvicina a te, mamma, mentre ti canta a me si spezza la voce e gridami, per lui sì che la vedo che non muore. Maria Madre Regina e sta città, per lui tu sei mamma, per lui tu sei mamma. Un applauso a questa squadra. Complimenti Presidente. Non avevo dubbi sulla tua scenografia, Grazie.
Penso che se lo merita, no? Un applauso a questa squadra.
Un applauso, grazie Presidente. Un ringraziamento pure alla band, ottimo, bravi ragazzi. Hai detto per due buone, c'è la mano là così, hai fatto la mano là. Lezione! Vai bene bandito, lezione, bandito. Anche se rompe. Oh, lezione! Ehi! Aspetta, vai, aspetta. Hai girato. Ci credo, ti voglio fare i miei complimenti perché stanno due sacerdoti che hanno assistito alla tua funzione. Ti aspetto al mese di maggio perché quest'anno Frattaminore è diventato il mese, la città mariana. Abbiamo avuto l'onore di ricevere questa grande cosa. Ti aspetto, quando inviti, poi terrei con la tua squadra. Va bene? Grazie, ci vediamo domenica prossima. Ciao, ci vediamo domenica.